di Agnese Favaretto, la campionessa di guida sicura centrata da un automobilista contromano che poi è fuggito. Dopo il turista spagnolo morto al Lido, questa mattina un turista tedesco ottantenne ha perso la vita sul litorale di Cavallino Tre Porti dopo essersi sentito male mentre camminava in acqua. Una novantina di reperti etruschi e greci datati tra il VII e il II secolo a.C. sono stati recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia. Aveva creato una serra per la produzione indoor di marijuana tra le mura di casa. Gli agenti della polizia hanno scoperto e arrestato un uomo di Spinea. 8 ore di sciopero domani dei metalmeccanici per chiedere nuovamente il rinnovo del contratto. Cortei in tutta Italia, anche a Mestre. Cybersicurezza nasce VenQCI, la prima rete di comunicazione quantistica tutta veneta, è stata presentata questa mattina nella sede di CAV. Tra grandi classici e nuove proposte, attori affermati e interpreti esordienti, il Teatro Stabile del Veneto presenta la nuova stagione dopo un decennio in cui è cresciuto sia il numero di produzioni che di assunzioni di artisti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca. È stata travolta a Fossalta di Piave da un'auto che viaggiava contromano e a velocità elevata. Ora è ricoverata con 5 costole rotte, un edema polmonare e un drenaggio toracico. Ora dal letto di ospedale Agnese Favaretto, residente a Tiene ma originaria di Fossalta, lancia un appello per trovare il pirata della strada. Il tipo che mi ha schiantato addosso 15 quintali di macchina è preso e se n'è andato via a gambe all'aria, credendomi morta, perché io ero riversa su un fianco. È una testimonianza drammatica quella di Agnese Favaretto, che dal letto del reparto di chirurgia dell'ospedale di San Donà di Piave, dove è ricoverata, lancia anche un appello accorato rivolto a chiunque possa aiutare le forze dell'ordine a rintracciare il pirata della strada che l'ha travolta alle 8.05 di sabato mattina 14 giugno in via delle Industrie a Fossalta di Piave. Agnese vive a Tiene con il compagno, ma quel giorno era tornata a Fossalta per trovare la famiglia. Io stavo andando verso casa dei miei, stavo facendo la rotonda che era a 600 metri dai miei e di lì non ricordo nulla, vale a dire che ho un buco nero. Io so che cosa è successo da quello che ho saputo poi, vale a dire che una Mercedes bianca, una classe B, si è schiantata sul mio fianco della mia 147 seconda serie a folle velocità, più di 100 all'ora. E io sono stata sbalzata poi su un palo che ha concluso la corsa e la carambola della mia macchina. Quella macchina, andata distrutta, era stata vinta da Agnesi una ventina d'anni fa, quando era diventata campionessa italiana di guida sicura all'autodromo di Varano de Melegari in provincia di Parma. Le forze dell'ordine stanno lavorando per individuare il soggetto responsabile dell'incidente e alle forze dell'ordine appunto va tutta la nostra fiducia, il nostro sostegno e un ringraziamento va anche ai numerosi cittadini che si sono attivati per dare una mano nella ricostruzione dell'incidente e nell'individuazione del responsabile. Ogni piccola informazione, ha scritto Agnese su Facebook, qualsiasi dettaglio, anche se può sembrare insignificante, può essere decisivo per dare un nome e una responsabilità a chi mi ha quasi tolto la vita per poi scappare vigliaccamente. Sopravvivo alla giornata. Che feriti ha riportato? Allora, 5 costole rotte e ora ho attualmente un drenaggio pneumotoracico da domenica pomeriggio. Non dovrai essere qui a scrivere, ha postato Agnese, eppure una catena di eventi, una serie di tasselli quasi impossibili si è allineata per salvarmi e perché non vi fossero ulteriori vittime. Ora la priorità è trovare il responsabile. Dopo il turista spagnolo che ieri ha perso la vita sulla spiaggia del Lido a causa di un malore, questa mattina un turista tedesco ottantenne è morto sul litorale di Cavallino Tre Porti dopo essersi sentito male mentre camminava in acqua. Subito è stato soccorso dai bagnini e dai sanitari del 118, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Sul posto anche i militari della Guardia Costiera di Jesolo.
Una novantina di reperti etruschi e greci datati tra il VII e il II secolo a.C., spesso provenienti da scavi archeologici abusivi, sono stati recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia e donati al Museo di Adria. Una collezione formata da 88 reperti archeologici datati tra la fine del VII e la prima metà del II secolo a.C., appartenenti a produzioni antiche di Grecia, Magna Grecia ed Etruria. Un piccolo tesoro sequestrato nel luglio 2024 dal Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, che, dopo essere stato dichiarato di eccezionale interesse, è stato assegnato al Museo Archeologico Nazionale di Adria. Parte della raccolta, poi venduta da case d'asta, è proveniente da scavi clandestini e rinvenimenti fortuiti non denunciati. Per un'altra parte dei reperti sono state invece raccolte informazioni relativamente alla loro materiale detenzione che arrivano sino agli anni 70 del secolo scorso. Dirimente è stata la completa collaborazione alle indagini da parte dell'ultima detentrice in buona fede, una volta comprese lacune e criticità sull'originaria provenienza clandestina dei reperti. La loro tipologia, principalmente in ceramica, e il loro ottimo stato conservativo suggeriscono una provenienza da ambiti funerari. La polizia ha arrestato un uomo di Spinea che aveva allestito nella propria abitazione una serra per la coltivazione di marijuana. Il GIP ha convalidato l'arresto e ha disposto gli arresti domiciliari. Nella serra gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno rinvenuto 9 piante in vaso di cannabis, 3 delle quali con infiorescenza in atto, 4 già essiccate e altra sostanza stupefacente. Per circa 3 kg, oltre 3 serre da coltivazione indoor delle piante, un termometro digitale, lampade, un deumidificatore e sistemi di areazione. 8 ore di sciopero domani dei metalmeccanici per chiedere nuovamente il rinnovo del contratto, cortei in tutta Italia, anche a Mestre. Il 20 giugno c'è lo sciopero generale dei metalmeccanici e una grande manifestazione che si terrà a Mestre, con comizio conclusivo in piazza Ferretto e con inizio del corteo dal Corso del Popolo. Saremo tanti metalmeccanici, tante metalmeccaniche a gridare la nostra rabbia per l'indisponibilità della Federmeccanica di riaprire una trattativa per un contratto che era ormai scaduto da quasi un anno. I sindacati tornano in piazza dopo il corteo dello scorso marzo e gli scioperi degli ultimi mesi per far sentire nuovamente la loro voce. È inaccettabile che in una fase così complicata per il Paese, dichiarano i sindacati uniti, Federmeccanica, Assistal e Union Meccanica Confapi continuino a ignorare la necessità di definire i contratti. È necessario incrementare realmente le retribuzioni, continuano i sindacati. Per questo vogliamo rinnovare il contratto nazionale sulla base delle nostre richieste previste nella piattaforma. Ci aspettiamo naturalmente una ripresa del tavolo di trattativa, un tavolo che a nostro avviso deve ripartire da quella che è la piattaforma che i lavoratori metalmeccanici hanno votato, una piattaforma che deve ripartire sulle nostre proposte con salari adeguati e una riduzione dell'orario di lavoro per quanto riguarda i lavoratori del nostro territorio, del nostro paese. E a partire dalle 21 di questa sera inizieranno le 24 ore di sciopero nazionale con il rischio paralisi del trasporto pubblico. L'agitazione interesserà il comparto del trasporto pubblico locale e quindi a Venezia, in particolare vaporetti, bus e tram, ferroviario, portuale e aeroportuale. Anche il personale del settore autostradale potrà incrociare le braccia. La manifestazione è stata indetta dai sindacati CUB, SGB e USB. Parliamo ora di cybersicurezza perché nasce VenQCI, la prima rete di comunicazione quantistica tutta veneta. La presentazione questa mattina nella sede di CAV. Una rete di comunicazione all'avanguardia che garantisce uno scambio sicuro e inviolabile di dati tra istituzioni, aziende e cittadini. Si chiama VenQCI ed è la prima rete quantistica regionale d'Italia, progettata e realizzata da Regione Veneto, CAV e Università di Padova. Un passo in avanti, una tecnologia ancora
nuova che oggi presentiamo, che dimostra la volontà di una regione a guardare avanti, insomma, di riuscire a garantire il funzionamento del quotidiano, così come fa ogni giorno la Regione del Veneto, nei dati, nella sicurezza, nella produzione di tutto quello che riguarda sanità e macchina amministrativa, ma traguarda a quelle che sono le nuove tecnologie, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione di un progetto nato qualche anno fa che oggi è un prodotto concreto. La rete infatti è già attiva tra le province di Padova e Venezia ed è composta da 5 nodi quantistici, ognuno dotato di dispositivi per la generazione e lo scambio di chiavi quantistiche, distribuiti su un'area di circa 40 km, per rendere il sistema ancora più sicuro. Permette la sicurezza la trasmissione di un dato sicuro, che non avrete letto qualche mese fa tutti sui giornali, no? Che è quello che è successo perché Google non funzionava sulla Brennero, no? La Brennero era vuota e la statale per Vipiteno era pienissima. Questo perché? Perché Google dava un'informazione sbagliata su come si distribuiva il traffico. Ecco, questo non può capitare. La cosa importantissima è che il dato che viene trasmesso da un punto all'altro sia il dato corretto e sicuro. BenQCI si basa su tecnologie che sfruttano i principi della meccanica quantistica per generare e distribuire chiavi crittografate in grado di proteggere le comunicazioni da qualsiasi tentativo di manomissione o intercettazione. In questo caso uno opera sapendo che se avviene un cortocircuito in uno dei computer non scompare automaticamente tutta l'informazione su chi in questo momento è in transito nell'autostrada o ha pagato o non ha pagato oppure dove si è formata una coda, ma sa che c'è una copia che si può utilizzare e può sostituire questo nodo che è venuto a mancare. La cultura adesso, tra grandi classici e nuove proposte, attori affermati e interpreti esordienti, il Teatro Stabile del Veneto presenta la nuova stagione dopo un decennio in cui è cresciuto sia il numero di produzioni che di assunzioni di artisti. Io spero che anche nelle proposte più drammatiche riusciamo a contaminare il nostro pubblico di gioia, di piacere, della partecipazione dell'evento, dell'accadimento teatrale. Io credo, e credendo appunto che sia un rito collettivo, credo nel benessere della partecipazione al rito teatrale e anche nel suo divertimento. La stagione 25-26 del Teatro Stabile del Veneto parte sotto gli auspici di un triennio in cui ha aumentato del 21% le sue alzate di sipario, con una presenza del pubblico cresciuta del 56%, che ha superato nel 2024 le 175.000 presenze. Grazie all'aumento di spettacoli prodotti dal Teatro Stabile del Veneto nelle proprie sedi è anche aumentato il numero di artisti e tecnici scritturati più 19% e il numero assoluto di contratti di scrittura più 38%. Abbiamo studiato, abbiamo avuto capacità di sedurre il pubblico, sì, abbiamo avuto questa capacità. Abbiamo avuto da parte delle istituzioni un grande aiuto, certo, e poi abbiamo avuto anche fortuna. La stagione 25-26 porta all'interno della Fondazione Teatro Stabile del Veneto importanti cambiamenti ma anche tante conferme, a partire da un cartellone di 80 spettacoli, di cui 37 in abbonamento, 12 a Venezia, 12 a Treviso e 13 a Padova, pensato per intercettare un pubblico sempre più vasto, tra grandi interpreti, nuove proposte e classici intramontabili. Quello che mette tutto insieme è l'incontro tra i grandi autori con i grandi attori e le grandi attrici del panorama nazionale. Sono convinto che gli attori italiani e le attrici italiane nella storia abbiano insegnato non solo a recitare, ma io credo anche un po' a pensare e a vivere in tutto il mondo. Per la sua nuova regia, il direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto, Filippo Dini, ha scelto il Gabbiano di Anton Chekhov, portando al suo fianco sul palcoscenico un interprete come Giuliana De Sio. In cinema ho fatto con Alberto Sordi il
Molière, ho fatto con Gianni Amelio Ibsen, ho fatto Chekhov, ho fatto con Elio Petri e Mastroianni, ho fatto Sartre, quindi io i classici li ho fatti, però li ho fatti sempre davanti alla macchina da presa. È la prima volta che faccio un classico in palcoscenico e lo faccio perché c'è Filippo, perché io adoro Filippo come regista. E per il futuro il Teatro Stabile allarga i confini. C'è un progetto importante che porta tutti i teatri che vogliano farlo, da Verona fino alla Croazia, a mettersi insieme per costituire un gruppo di pressione migliore, più forte per l'Europa, perché è l'Europa che ha i soldi, e per essere più capaci di promuovere i singoli spettacoli. Conto alla rovescia per una delle feste più autentiche e amate dai veneziani, la festa del San Piero de Casteo, dove concerti e momenti culturali si uniscono a solidarietà e socialità. È arrivata la 55esima edizione e dal 25 al 29 giugno, come da consolidata tradizione, la festa del San Piero de Casteo unirà momenti di socialità, fede, cultura e spettacolo con un programma rivolto a tutte le fasce d'età. Organizziamo questa festa soprattutto per gli abitanti di Venezia. Siamo un'associazione nata 40 anni fa, lavoriamo con il cuore, abbiamo oltre 150 volontari che durante la festa collaboreranno, siamo quasi pronti per iniziare, abbiamo lavorato moltissimo in questi giorni per allestire il campo San Pietro. L'impegno dei volontari che mantengono viva questa tradizione raggiunge un risultato che va oltre la semplice festa. È la manifestazione di un tessuto sociale che, nonostante le difficoltà della Venezia del 2025, mantiene la vivacità e il senso di comunità che anima questa parte di Castello. Un rituale che ogni anno si celebra di fronte alla Basilica di San Pietro fino al 1807, cattedrale del Patriarcato di Venezia, accanto ai bacini dell'Arsenale. Venezia è viva e la vitalità della città è dimostrata anche dalla sagra di San Piero di Casteo, che ogni anno ci propone qualcosa di nuovo e fa sì di ricordare quella parte culturale, quella parte religiosa, quella parte tradizionale, le regate, lo stare insieme in campo che è classico della nostra città. Ma non ci limitiamo al classico, ci espandiamo verso quello che può essere dimostrare a tutto il mondo che la nostra città ha quest'anima. Concerti, mostre, approfondimenti culturali, piatti della tradizione, un mercatino della solidarietà che coinvolgerà una decina di associazioni, infine la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal patriarca Francesco Moraglia, in programma domenica 29 giugno. Anche quest'anno una grande festa, una grande sagra di San Piero capace di proporre la tradizione ma anche delle cose nuove, quindi un aggiornamento in continuazione, un punto di riferimento per la città, un punto di riferimento per i cittadini e i suoi ospiti, quindi un ringraziamento da parte della municipalità all'associazione e a tutti i volontari che ogni anno rendono questa festa un momento indimenticabile. E per questa edizione è davvero tutto, vi lascio come di consueto alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.